1976, andatevene tutti. Io stanotte non torno a casa, veramente. Praticamente non eri ancora nato. Erano i Tramps con Disco Nasce 4 anni dopo il nostro Antonino Danna, anche se sembra... Ma che te frega? Cioè, 25 anni fa io, su una pista da ballo, con sto pezzo facevo la qualunque. Ma tu non hai assolutamente idea. Non hai assolutamente idea di quello che io potevo... Tu, Guarda, uomo di poca fede. io che entravo con i Danna Boys e le Danna Girls che con mi le Danna facevano Boys, ma vaffanculo. No, vaffanculo tu che non c'eri e non ci credi, ma io, se Ma- vuoi, ne convochiamo qualcuna e in ma diretta non testimonierà. ci tengo. Cari amici, siete sempre su Radio Libertà, siete dopo la serietà, la professionalità del nostro direttore, torniamo, no, con la professionalità di Antonino Danna, ma la mia bassissima professionalità, a parlare di agricoltura in questi ultimi 10 minuti, poi avremo l'amico, dillo tu. Poi avremo l'amico Luca Toccalini per quanto riguarda il Qui Parlamento, parleremo dei problemi causati dal nuovo codice della strada, secondo qualcuno un po' troppo draconiano, secondo qualcun altro un bel problema. Se tu dici però i problemi causati dal nuovo codice della strada gli hai già dato una connotazione negativa, invece in teoria dovrebbe essere una connotazione positiva. Antonino! Ma la connotazione positiva ci mancherebbe, l'obiettivo è garantire che la gente vada in sicurezza in automobile. Ci ricordava il nostro vicepresidente del Senato la scorsa settimana che abbiamo intervistato, tra parentesi, non sapevo, un produttore di vino, quindi si diletta anche in produrre vino, ci ha raccontato, diciamo, un po' la dura verità, che non è quella che ci raccontano anche tante trasmissioni, fra parentesi, che seguo io anche a livello di social, perché praticamente non è cambiato, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, così facciamo un po' di informazione vera, non è cambiato nulla sui valori, sulle soglie, e quindi chi veniva fermato e veniva visto, cioè non gli veniva contestato nulla, non ha nessun problema. Non ha nessun problema dal punto di vista dei controlli, perché non è cambiato nulla, le soglie sono sempre le stesse. Cambia naturalmente tutta la responsabilità, le multe, ma quello penso che sia cosa sacrosanta e giusta, perché i dati ci dicono che, tra parentesi, c'è stato già un drastico calo, che poi c'è qualcuno che dice ma non è vero, comunque sia, penso che sia una giusta strada da perseguire, senza fare del terrorismo. Fra parentesi, porto la mia esperienza personale, anzi, se volete portare la vostra, avete qualche minuto per intervenire in radio allo 0292947222, anche perché c'è questa nuova chicchetta del vino dealcolato e il fatto che comunque sia anche l'Italia, se diciamo adeguata alla legislazione europea, quindi si può andare verso la produzione di vini dealcolati, quindi vini che non hanno alcol, quindi naturalmente tutto questo si inserisce parallelamente anche a tutta questa discussione, ma ti porto la mia esperienza, Antonino, di un cenone della vigilia di Natale, dove sinceramente ho bevuto con gusto, senza esagerare, però ho assaggiato vari vini, dopo tutto il pranzo, dopo tutta la cena, devo dire la verità, e aver mangiato e stando a tavola comodamente, senza limiti, ma senza limiti non è che mi devo ubriacare, se uno si vuole ubriacare sceglie di fare un'altra strada e di non dover prendere la macchina. Però io ho bevuto quello che devo bere, ho assaggiato i vini che devo assaggiare, poi mi sono fatto col test, diciamo, fatto in casa ed ero ampiamente sotto la soglia, diciamo, limite. Quindi vi posso dire la verità, mi sembra che si stia parlando del nulla, ma di questo ci parlerà l'amico Toccalini. Certamente. Però in tutto questo c'è qualcosa che sta arrivando veramente a toccarci non poco, ed è il vino dealcolato, che in realtà non è vino, signore e signori, non è vino. Ti ricordi che ne avevamo parlato però anche in passato? Sì. C'erano tutte le dinamiche dire, guarda, che è una cosa fine, ora te lo voglio dire Antonino, perché ti voglio ricordare che ne avevamo parlato anche con i produttori, con le associazioni di categoria, e c'era anche questa domanda, però non lo chiamiamo vino e lo lasciamo in mano alla multinazionale di turno con una legislazione che va al di fuori del vino e può diventare un prodotto veramente in competizione industriale, o lo chiamiamo vino e rimane, diciamo, nel bacino
delle produzioni anche nazionali e riusciamo a controllare questo fenomeno? Perché queste sono domande, poi sai, puoi fare il duro e puro, però poi ti ritrovi magari fregato da chi ha girato le regole. Quindi c'è un dibattito molto interessante. Sinceramente, io il vino dealcolato, ma come non bevo la birra senza alcol perché non mi dà, piuttosto bevo qualcos'altro, devo dire la verità, non è che devo bere per forza la birra, non mi dà questa grandissima soddisfazione, non mi piace il gusto. Poi vedremo i prodotti che ci saranno sul mercato, ma boh, te che dici? Ma io la penso esattamente come il buon Luigi Chiarello, che voglio salutare, che su Italia Oggi qualche giorno fa scriveva proprio questa cosa qua. Morale, il plurimillenario prodotto dalla fermentazione delle uve, cioè dal 6000 a.C. ci sono le prime tracce, è sotto attacco da più fronti. L'ultimo si è aperto nel principale mercato di sbocco, gli USA, dove Vivek Murthy, consigliere alla sanità della Casa Bianca induista tamil, ha proposto di indicare in etichette i rischi cancerogeni degli alcolici. E ancora, in Europa l'Irlanda ha varato una legge che impone alert sanitari su tutte le bevande alcoliche. Lui ha dato luce verde a Dublino, sebbene l'Europarlamento avesse già cambiato il piano anticancro. Il fatto è che nel nord Europa si considera il cibo carburante, mentre nel sud è asset culturale. Allo stesso modo in Nord Europa l'alcolismo impazza, a sud il vino è da degustare. Allora come stanno le cose? Tutto si gioca nella differenza tra uso e abuso, solo che l'assolutismo non fa prigionieri. Di questi tempi veste i panni della cancel culture e se serve manda al macero una cultura millenaria come quella enologica. Certo, di essa fa parte anche la mescita con acqua per attutire naturalmente l'alcol nel vino, o la sua aromatizzazione con erbe, spezie e miele per cambiarne il gusto. Ma sul fondo del bicchiere restano sempre due quesiti. Si possono applicare leggi identiche a contesti differenti? E si può chiamare vino ciò che vino non è? Bella domanda. Tra l'altro, l'idea del vino additivato con l'acqua è vecchia anch'essa di millenni, perché nei convegni, nei convivi in Grecia, quando si facevano queste colossali mangiate e bevute che duravano tutta la notte, la filosofia e il pensiero occidentale è nato anche grazie a queste mangiate e bevute. C'era l'arconte, il rex convivi, che era il capo della festa, diciamo così, che decideva quante parti di vino mettere nella coppa di ogni convitato e quanta acqua aggiungere, perché essendo un vino molto alcolico veniva diluito, veniva allungato e quindi una coppa spinga l'altra giù. E l'obiettivo qual era? Non era imbriacarsi come le scimmie tanto da non capire più niente, ma essere, diciamo così, euforici il giusto, tanto da poter condurre una conversazione. Pensate che Socrate, i vari dialoghi platonici, quella è tutta gente che sta adesso no, deve fare, è così. No, è così, devi sono fare, dei no, non sfoggiare c'è la tua guarda, non cultura c'è niente da classica. sfottere, Lorenzo. Sto scherzando, vai. Socrate, il pensiero occidentale, i dialoghi platonici, altro non sono che resoconti di colossali bevute durate notti intere, col vino additivato con Assolutamente, ma l'acqua. quindi tu il vino dealcolato lo berresti? Ma nemmeno se mi pagassero, qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, allora, buonasera all'onorevole Luca Toccalini, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera. C'è con me anche il buon Lorenzo Viviani. Noi stiamo parlando di vino, di codice della strada, insomma, ste polemiche ci sono, come le plachiamo? Ma le plachiamo semplicemente raccontando la verità, perché io sono davvero sorpreso e in parte scioccato dal clima mediatico che si è creato attorno a questo codice della strada, dove sembra di fatto che abbiamo scritto una legge totalmente liberticida dove è vietato assolutamente bere alcol. Ecco, non è assolutamente così. Io ringrazio anche le trasmissioni che proprio in questi giorni stanno dando la visione reale di questo provvedimento, perché come è noto a tutti, noi andiamo sì ad aumentare le sanzioni, ma lo facciamo proprio con chi è recidivo.
quindi con chi più di una volta si è fatto ritirare la patente perché è fatto la guida in stato di ebbrezza, a quel punto subentrano delle sanzioni maggiori, il ritiro della patente, eventualmente dell'alcol lock per evitare che succeda addirittura una terza volta in futuro, ma attualmente il limite alcolemico rimane esattamente identico a prima. E ricordo che il limite alcolemico di 0,5 non è stato mai messo da Matteo Salvini, quindi è giusto fare informazione. Trovo più scorretto invece vedere un'opposizione che pur di attaccare il segretario federale della Lega cerca in ogni modo di raccontare falsità e di creare del terrorismo che poi danneggia i cittadini e danneggia poi le attività. Qualche ristorante che avrete visto sicuramente intervistato, che grazie al terrore mediatico creato dalle opposizioni magari vende qualche birra in meno durante le pizzate e qualche bottiglia in meno durante le cene. Certamente. Lorenzo. No, ma io tanto saluto l'onorevole Toccalini, ma è proprio questo. E la cosa che sconcerta di più è però proprio non solamente dalla politica, c'è stata, diciamo, questa reazione un po' scomposta e anche supportata da tanti media, purtroppo, che hanno fatto cattiva informazione, come dicevamo prima, del collegamento con l'onorevole Toccalini. È proprio, non è cambiato il limite, non sono cambiati i limiti, si va a punire i recidivi, si va a punire chi guida veramente in stato, quindi chi in questo momento, così diciamo, è qualcosa di chi si fermava, beveva un bicchierino, chi è stato fermato anche in passato non ha problemi, se naturalmente beve a tavola, naturalmente uno non si può mettere ubriaco al volante e sappiamo i danni che può fare la guida in stato di ubriachezza e i danni purtroppo e le famiglie che piangono morti sulla strada proprio per questi incidenti causati da persone che sono messe al volante in stato confusionale. Quindi, insomma, mi sembra una cosa fatta bene, con purtroppo cattiva informazione. Ecco una domanda che però faccio a livello politico, ma su questo frangente sembra molte volte che, insomma, non voglio andare a sfregugnare, però che l'alleato non riesca, cioè non vedo questa, diciamo, a parte magari dal punto di vista del premier, del governo, però sembra quasi che in questo caso il vice premier Salvini, a parte diciamo, la difesa del proprio partito, poi da un certo punto di vista sembra un po' che ognuno si gestisca le proprie tematiche, mentre secondo me ci deve essere una difesa corale. Non è un po' questo, Luca, purtroppo, che manca, diciamo, anche su questi temi, cioè deve esserci una controposizione e una spiegazione un po' da parte di tutta la maggioranza e una presa di posizione seria sul contrasto ai morti sulla strada, quindi evitare queste morti, queste tragedie sulla strada e da un certo punto di vista difendere un provvedimento che poi è un provvedimento del governo. No, su questo innanzitutto un abbraccio. Abbiamo fatto tante battaglie insieme, ecco, e questa forse è la differenza rispetto magari alla scorsa legislatura. Io mi ricordo, noi abbiamo anche governato con partiti, per esempio penso ai 5 Stelle, dove era difficile a volte difendere alcune scelte che venivano fatte a livello di governo, essendo occupato tutto quello che veniva. Oggi magari prendere qualche parola in meno rispetto ai provvedimenti non propri, se così possiamo definirli. E questo è un peccato perché, ecco, anche da questo punto di vista credo che Salvini sia partito dai numeri che, come giustamente veniva detto poc'anzi, ci portano a dire che ci sono oltre 3.000 morti sulle strade e tanti di questi sono causa appunto di questi atteggiamenti, ovvero di mettersi alla guida ubriachi e drogati. Io quando ho visto il codice della strada sono stato molto contento perché mi sono ricordato di una tragedia che è capitata a una ragazza dei giovani della Lega, Cola Vittoria, che ricordo con tanto affetto, che ha perso la vita a 19 anni, tanti anni fa, proprio perché si è trovata sulla strada una persona ubriaca e drogata al volante. Quindi ci sono tanti casi come Cola Vittoria che noi dobbiamo cercare di stoppare in ogni modo. È chiaro che mi dispiace che tante volte purtroppo qualche giornale amico piuttosto che qualche alleato spende magari quella parola in meno che invece farebbe comodo a suon di coro per appunto dare quelle giuste informazioni, perché ripeto, siamo un governo di centrodestra, siamo un governo compatto, non bisogna difendere solo quello che fa comodo, bisogna difendere tutto, anche noi magari alcune cose le abbiamo condivise un po' meno rispetto ad altre, penso per esempio ai centri in Albania,
ma perché avendo avuto Salvini ministro dell'interno abbiamo sicuramente adottato altre alternative con dei risultati concreti, però essendo stata una scelta fatta dal governo la difendiamo e la difenderemo fino alla morte. Quindi su questo sono convinto che anche nei prossimi mesi ci sarà la massima solidarietà, perché davvero è quello che serve per dare al cittadino le giuste informazioni e far arrivare una voce univoca dei provvedimenti che facciamo costantemente ogni settimana. E questo mi sembra abbastanza chiaro. Ecco, diciamo una cosa, c'è molto lavoro da fare, ma più in generale, ci sono già dei dati che ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta? Penso per esempio all'anarchia completa del mondo dei monopattini. Esatto, ma vedo, hai fatto bene a citarli, perché anche questo è un tema che ovviamente non viene minimamente toccato mediaticamente, perché evidentemente i monopattini fa comodo toglierli dalle strade, quindi non bisogna agevolare il ministro dei trasporti Matteo Salvini, però anche questa sui monopattini è stata una riforma epocale, perché tanti morti, anche in questo caso, sono stati sui monopattini. Ci sono stati nel 2023, che è l'ultimo anno di cui abbiamo a disposizione dei dati definitivi, oltre 3.000 incidenti con lesioni fatti con un monopattino elettrico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente c'era qualcosa che non andava, perché l'abbiamo visto tutti, basta aprire qualsiasi social network e tendenzialmente ogni settimana esce fuori il video del ragazzo, della ragazza che vanno in monopattino in tangenziale, vanno in contromano, chiunque si fa un giro per una città che può essere Milano, Roma, Torino, Napoli, deve fare lo slalom sui marciapiedi per cercare appunto di non calpestare un monopattino o di non inciamparci. Quindi la regolamentazione dei monopattini con casco, targa e patente, con casco, targa e assicurazione è stata un'altra cosa fondamentale, perché finalmente si danno delle regole che devono essere rispettate, si dà sicuramente più sicurezza sia per chi li utilizza ma anche per i passanti. L'idea che magari sei in giro con la carrozzina di tua figlia e ti sfrecciano i monopattini sul marciapiede di fianco sicuramente mette a rischio la loro e la tua incolumità soprattutto. E poi ci sono anche tante piccole norme che magari sono passate inosservate ma che sono un segno di giustizia. Penso per esempio al raddoppio delle multe per chi parcheggia sugli stalli dei disabili, perché anche in questo caso lo vediamo a Striscia la Notizia con Brumotti che va a punire tra virgolette in modo da fargli fare una figuraccia, però evidentemente non è sufficiente. Magari una bella salazzata servirà a far capire che chi non è portatore di handicap può perdere quei 10 o 15 minuti in più per cercare parcheggio e per non rubare il posto appunto invece a chi ne ha necessità. Quindi ci sono anche tante piccole cose che giustamente fate bene a sottolineare e che devono essere messe a conoscenza della cittadinanza. Molto bene, allora grazie, ci risentiamo molto presto. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a te. Lorenzo, noi E ci allora, salutiamo. noi ci salutiamo. Qui Parlamento. Ci salutiamo Allora, prima noi dello ci stacco o salutiamo. dopo lo stacco? Dopo lo stacco, abbiamo finito. Allora basta, abbiamo finito, sono Sì. 18:31 minuti, andiamo in pausa, io vi saluto, vi lascio nelle complete sicure mani, scusate, nelle cosa ho detto? Vi lascio nelle sicure mani, nelle sicure mani di un conduttore molto... Mi hai destabilizzato quando mi hai fatto questa parte classica stasera, diciamo, hai voluto buttarla, diciamo, sul culturale. Siamo una trasmissione agricola, quindi dobbiamo essere terra a terra. Ciao a tutti, ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao. Siamo principi della zolla, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea. Grazie Lawrence, God bless the USA. Questo è l'inno scritto nel 1984 per Reagan da Lee Greenwood, ma è anche l'inno che è stato utilizzato da Donald Trump nel corso della sua campagna, risultata più che vittoriosa. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, sono le 18:36 minuti e 7 secondi. E in particolare io sono Antonino Danna e questo è sempre Chilometro Zoom e parliamo adesso di America, passiamo a parlare di America con Giorgio Guido Lombardi, che come sapete è uno degli uomini più vicini al rientrante presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi per adesso parliamo, diciamo così, con Mar-a-Lago. Nei prossimi giorni, dopo il 20 gennaio, parleremo evidentemente con la Casa Bianca. Giorgio Guido Lombardi è una persona molto schietta, molto chiara nel dire le cose fuori dai denti e per questo è apprezzabile. E a maggior ragione, insomma, abbiamo avuto questa chiacchieratina su tutta una serie di cose che il presidente Trump vorrebbe fare. E allora ci sarà la guerra per la Groenlandia, ci sarà l'annessione del mio Canada, sapeste che dolore quando gliel'ho sentito dire, ci sarà la ripresa, diciamo, la riconquista del canale di Panama che nel 1977 con un trattato il defunto Jimmy Carter aveva restituito, o meglio, aveva ceduto ai panamensi, dopo che a costruirlo erano stati gli americani. E poi com'è il rapporto con Meloni? Come può essere il rapporto con Matteo Salvini? Com'è andata col caso Sala? Molto, molto altro ancora. E allora Lawrence e Sveva, se siete pronti, mandate pure il colloquio che ho avuto con Giorgio Guido Lombardi. Andiamo a Mar-a-Lago a sentire che succede. Ok. E allora eccoci qua con Giorgio Guido Lombardi, lo conoscete bene anche perché lui fa parte, diciamo così, lo possiamo dire essendo anche il suo vicino di casa, dell'entourage di Donald Trump, il presidente entrante degli Stati Uniti d'America. Ecco, la prima cosa che vorrei chiedere, Mr. Lombardi, innanzitutto com'è ora il clima a Mar-a-Lago? Perché le ultime uscite di Trump su Canada, Panama, Groenlandia hanno preoccupato non poco. Sta risata dice tanto, prego. Diciamo che sembrano delle battute e a primo avviso uno sorride, insomma, dice sì, vabbè, le solite sparate di Donald. Però è anche vero che stamattina ero in una trasmissione Rai e c'erano un paio di giornalisti e gente che insomma sa il fatto proprio e 2 di questi 5 hanno detto, dice no, un attimo, sì, possono essere prese in quel senso lì, però è anche vero che sono cose assolutamente serie e devono essere prese con la giusta considerazione. Cominciamo dal canale di Panama. Sì. Il canale di Panama al momento è gestito da una società cinese e quindi le considerazioni dal punto di vista della strategia militare e anche commerciale, ma soprattutto militare, americana è un problema molto serio. Dal punto di vista, diciamo, politico e effettivo, il adesso appena deceduto ex presidente Carter fu quello che aveva ricevuto il Panama Canal, che era di proprietà degli Stati Uniti d'America, perché l'abbiamo fatto noi il canale, l'abbiamo scavato noi, i morti sono tutti morti americani, la maggior parte.
quindi era proprietà degli Stati Uniti, era suolo americano e così Carter, solito sinistroide che purtroppo ci sono anche qui in America, decise così, ma sì, non ci serve, lo diamo indietro alla nazione di Panama, che poi non ha pagato niente, eccetera, eccetera, l'ha gestito relativamente bene per tutti questi anni, fino a che adesso recentemente non l'ha dato in gestione a una società cinese con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi era, diciamo, proprietà della nazione americana e Carter l'ha ceduto alla nazione di Panama. Non c'è niente che dica che Trump non possa, diciamo, dialogare con la nazione di Panama e dice vabbè, ce lo riprendiamo indietro, lo ricompriamo, vediamo come si può fare. Quindi dal punto di vista istituzionale, giuridico, giuridico internazionale è una cosa assolutamente possibile. Per quanto riguarda la Groenlandia, questa è una faccenda che anche lì parliamo di sicurezza nazionale, quindi diciamo il territorio degli Stati Uniti, soprattutto dalla parte del Nord Atlantico, sarebbe molto più sicuro, e anche naturalmente l'Europa, soprattutto quella del Nord, se ci fossero delle basi soprattutto aeree in Groenlandia, e quindi un accordo con la Danimarca per quanto riguarda basi militari o anche commerciali, eccetera, eccetera, dato che la Danimarca, poveretta, non è che abbia veramente tutti i mezzi per sostenere questo enorme territorio che ha ereditato. E però c'è anche il fatto, e qualcuno l'ha detto anche in Italia, che magari la popolazione della Groenlandia, magari anche loro dovrebbero avere, diciamo, un qualcosa da dire, non è che è solo la nazione Groenlandia. Potrebbero chiedere, diciamo, l'indipendenza e la Danimarca potrebbe dire ok, va bene, adesso siete indipendenti, organizzate, fate da voi, perché comunque c'è stato un incidente e non serve a niente alla Danimarca. Quindi sì, sono battute un pochettino eccessive, però non è che sono prive di fondamento. Quindi a questo punto qui si vedrà, vediamo cosa succede. Beh, diciamo che io credo, conoscendo insomma la figura pubblica di Trump, io credo che il presidente voglia più che altro porre le basi per un accordo, non credo proprio che si metterà a fare guerra a chi che sia. Cioè l'America è una democrazia, grazie a Dio, non è Putin che fa quello che vuole. No, ma assolutamente, cioè in tutti e due i casi nessuno, e sicuramente Trump sfido chiunque a vedere qualsiasi video dove lui abbia detto la parola guerra o azione militare, cioè non esiste proprio. Lui ha parlato e lì è stato frainteso chiaramente dai soliti sinistroidi. Lui ha parlato di importanza militare per quanto riguarda la sicurezza degli Stati Uniti, ma assolutamente non ha mai detto di prendere le armi contro la Danimarca, anzi siamo alleati, NATO non esiste proprio. Ecco, mister Lombardi, io vorrei anche porle una domanda sul rapporto con Giorgia Meloni. Il presidente Trump ha parlato di rispetto. Mi sembra che qui si vada oltre la semplice, diciamo, cortesia diplomatica o rapporto tra istituzioni. Cioè, possiamo dire che Kissinger faceva la battuta e se volessi chiamare l'Europa non avrei un numero di telefono. Mi pare che Trump l'abbia trovato il numero di telefono per l'Europa, è quello della Meloni. Assolutamente sì, e infatti in un'altra trasmissione un ex ambasciatore diceva no, perché la nostra ambasciata non serve assolutamente niente. Se due capi di governo, due capi di Stato decidono di chiamarsi tra di loro,
esaltare tutti gli ambasciatori, e lo possono fare, ci mancherebbe altro, nessuno dice che devono chiamare l'ambasciatore per andare a comunicare con un altro capo di Stato, non esiste proprio. Quindi l'ambasciatore è una persona importante che ha un ruolo, però c'è un'altra fila, l'ambasciatore fa capo al ministro degli esteri, il ministro degli esteri fa capo al primo ministro oppure al presidente, quindi non è che c'è solo un salto, ce ne stanno 2 o anche 3 salti prima che l'ambasciatore va a comunicare col capo di governo, quindi non è l'ambasciatore che comunica col capo di governo, l'ambasciatore comunica con l'altro ambasciatore che comunica con il ministro degli esteri che comunica col capo di governo. Ma se il capo di governo ha il numero del cellulare, in questo caso la nostra carissima Giorgia c'ha il numero diretto di Trump e lo chiama al telefono e dice: senti Dono, ho bisogno di vederti, prendo l'aereo, faccio 8 ore e mezzo di viaggio per venire lì, ti parlo per 2 ore e poi prendo l'aereo e ritorno in Italia per altre 9 ore di aereo. Io direi che Trump dice sì, assolutamente, se è così importante vieni. Non è che c'ha bisogno di andare tramite né il Ministero degli Esteri, sicuramente, certamente, assolutamente, senza andare tramite gli ambasciatori. Questo è poco ma sicuro. Beh, direi, anche perché lui è un uomo estremamente pratico, mi pare. Diciamo così, il presidente Trump, perché questa è una ipotesi che viene fatta da molti in Italia ora, che ruolo può aver avuto nella liberazione di Cecilia Sala? Soprattutto, come cambierà il rapporto con l'Iran? Allora, diciamoci che è evidente che Trump, e comunque sono sicuro che Giorgia Meloni lo sapeva, l'aveva intuito anche lei, sarebbe stato in una posizione difficile di dover, diciamo, coordinare questa cosa con l'Iran dopo il 20 gennaio, perché lui ha già annunciato parecchie volte e in toni molto molto chiari che se Hamas non libera gli ostaggi, tutti gli ostaggi, prima del 20, prima dell'insediamento del 20, ci sarà da pagare, ma non solo a Gaza. Lui ha detto chiaramente in tutte le televisioni americane più di una volta, non solo a Gaza, ma in tanti altri posti. Quindi diciamo, questo non è una minaccia, questo è un dato di fatto, cioè o vuoi fare così oppure vi dovete subire le conseguenze. Ricordiamoci, voglio ricordare ai tuoi ascoltatori, che se voi andate a guardare le informazioni che vengono dagli Stati Uniti da source attendibili tipo Fox oppure altre fonti attendibili, dovete sapere che al momento e nelle ultime 2 settimane non solo gli israeliani ma anche gli Stati Uniti e anche la Francia hanno bombardato postazioni cosiddette di terroristi in Siria, ma queste postazioni erano strapiene di soldati iraniani, che tutti non ne parlano, anche gli iraniani fanno finta di niente, però la Siria è ancora strapiena di soldati di milizie iraniane che ogni giorno vengono bombardate da israeli, da americani e anche da francesi. Quindi insomma c'è in effetti una situazione con l'Iran che al momento non è proprio tanto pacifica, insomma. Quindi a questo punto Giorgia è dovuto venire negli Stati Uniti, parlare con Trump direttamente e dire: senti, puoi fare in modo che questa cosa succeda prima del 20, perché se no poi dopo il 20 sarà difficile. E lui ha detto: vedo cosa posso fare. C'era il futuro ministro degli esteri Marco Rubio, c'era il futuro direttore del National Security
Mike Waltz, tutte e due che conosco perché sono tutte e due della Florida, eravamo lì a chiacchierare insieme e chiaramente loro hanno fatto le telefonate necessarie ed è successo quello che è successo. Certo. E allora, mancano ormai 11 giorni all'inizio di questa presidenza. Sarà una presidenza imperiale come quella di Richard Nixon? Direi che sarà una presidenza che avrà molto peso in diverse parti del mondo, sicuramente in Europa, come si sta già avvenendo, perché comunque sì, i patrioti italiani, come chiaramente i nostri leghisti e i patrioti ungheresi, avevano già cominciato a cambiare l'Europa già 2 anni fa, quindi prima che Trump diventasse presidente, però diciamo che questo movimento populista o sovereign, patriottica, diciamo, era cominciato già dal 2015, quindi questi movimenti stanno andando avanti e stanno andando avanti bene. Vediamo cosa sta succedendo in Francia, cosa sta succedendo in Austria col nuovo governo austriaco, cosa sta succedendo in Germania. Quindi diciamo questi movimenti conservatori ma anche populisti stanno andando avanti e stanno andando benissimo, penso che continueranno ad andare avanti ancora meglio. In Asia e in Sud America ci vorrà un po' più di tempo, però anche lì la gente si è stufata. Vediamo Milei che è venuto a trovarvi recentemente, l'Argentina, vediamo l'Ecuador, quindi le cose si stanno muovendo un pochettino dappertutto. Un'ultima cosa, che ci sia un rapporto tra Meloni e Trump ormai è abbastanza chiaro. Può nascere con Salvini? Beh, io direi che tutti quanti, chiaramente il sottoscritto, però anche tutti quelli che sono stati vicino al Presidente nell'ultimo mandato sanno bene che Salvini è sempre stato pro-Trump anche quando non era, politicamente corretto, no? E quindi, i veri amici si vedono nei momenti di difficoltà e Salvini è sempre stato a fianco di Trump fin dall'inizio, quindi non è solo un parallelismo di politiche populiste o nazionali, America first, Italia first, chiaramente, però queste cose si sanno, chi come Marco Rubio eccetera le sanno e se le ricorderanno, questo di sicuro. Chiaramente il primo ministro italiano al momento è Giorgia Meloni, quindi il telefono va a lei, la telefonata va a lei. Certamente. Allora avremo modo di raccontare un pochettino dall'interno questa presidenza qui su Radio Libertà. Grazie ancora a Mr. Giorgio Guido Lombardi, grazie. Grazie a voi e buona giornata e avanti tutta, avanti tutta. Sempre, e buona presidenza a tutti noi, grazie. Grazie caro, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie caro Lorenz, le 18:54 minuti e 40 secondi, insomma mi sembra che Giorgio Guido Lombardi sia stato molto chiaro, insomma il buon Donald non dimentica il sostegno e l'amicizia che gli ha manifestato Matteo Salvini nel corso, in momenti in cui appunto essere pro Trump non era assolutamente politically correct, per cui diciamo così, è chiaro che il primo numero di telefono nell'agenda sarà certamente quello della Meloni, ma il secondo è certamente quello
di Matteo Salvini. 0292947222 se volete commentare questa intervista. Abbiamo ancora 5 minuti, poi una breve pausa e torna Ale Musella, che stasera parla di arte come sempre da par suo, da gran par suo, quale egli è. Vi volevo leggere una zappa nel mentre che era arrivata al 340-670-9659. È sempre il nostro Fabio da Vercelli, che saluto. Ciao Antonino, volevano uno stop ai morti sulla strada e agli incidenti in genere, facendo le fiaccolate. Poi si introduce il nuovo codice, per me ancora troppo lasco, e fanno polemiche e fake news. Vogliono più sicurezza, anche qui facendo le fiaccolate, poi attaccano polizia e carabinieri. Insomma, sono sempre i soliti comunisti anti-italiani. Vabbè, non credo ci sia molto da aggiungere davanti a questa osservazione. Alcuni aggiornamenti via ANSA, andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo. Per adesso non sembrano esserci aggiornamenti su Berlino. Vi avevamo detto in apertura di trasmissione di questo serial killer, insomma, che a quanto pare sarebbe entrato in una scuola berlinese, almeno è la Bild che scrive questa cosa, però per adesso non sembrano esserci aggiornamenti. Vedremo che cosa succederà, perché naturalmente vediamo un po'. Sto anche dando un'occhiata nel mentre, come potete immaginare, a BBC. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa sulla Deutsche Welle, perché naturalmente c'è questa emittente di lingua tedesca che però ha anche il servizio in lingua inglese, a vedere un pochino che cosa succede da quelle parti, perché Sava Sandir è una vicenda abbastanza drammatica. Intanto vi diamo le altre notizie, sempre dall'ANSA. USA, Trump condannato per il caso Stormy Daniels, ma non va in carcere. La prima volta per un presidente USA. Non gli è stata combinata neanche una multa. Lui denuncia di essere vittima di una caccia alle streghe e promette che farà appello. Insomma, gli hanno dovuto macchiare le carte non potendo fare altro. Andiamo bene così, andiamo veramente benissimo, molto benissimo. Chi era? Molto bravissimo. Questo era il dottor Birkenmeier nella clinica di Fantozzi. Andiamo a vedere un po' se riusciamo a trovare qualcosa su Berlino. No, per il momento no. Vabbè, avremo modo poi di darvi ulteriori aggiornamenti. Intanto a Los Angeles ci sono stati nuovi scoppi di incendi, almeno 10 morti e 153.000 persone sotto ordine di evacuazione, per cui è veramente drammatica questa storia. Tra l'altro sapete che Donald Trump ha fortemente polemizzato con il governatore della California, perché una legge di protezione ambientale, sostanzialmente per evitare di danneggiare gli appezzamenti con le piantagioni di pesche, impediva di prelevare l'acqua dai laghi montani, perché sennò poi le pesche soffrivano la siccità. Invece, se la gente crepa o resta senza casa, questo non è un problema, perché come tutti sanno le pesche sono meglio delle persone, no? È sempre così che va a finire. Vabbè, bocca mia, taci, perché sennò poi diventa che è una politicizzazione, diventa che ce l'hanno con questo, con quello e con quell'altro ancora. Ok. Allora, andiamo a vedere le altre notizie. Oliviero Toscani è ricoverato a Cecina in gravi condizioni. Ancora della regione Campania, De Luca, il governo ha paura degli elettori sul terzo mandato, che diciamo così, in linea di principio, se il governo avesse paura degli elettori sul terzo mandato, non lo so, non credo che il governo abbia paura degli elettori sul terzo mandato, quindi, anche perché probabilmente dentro il governo ci sarà anche, anzi sicuramente c'è, secondo voi non c'è? C'è di sicuro qualcuno che dice perché no un terzo mandato anche per Luca Zaia?
A proposito, voi che cosa ne pensate? Mandateci un messaggio 340-670-9659. Ok, si sono fatte le 19, andiamo in pausa e poi torniamo con Renzo Arbore, La classe degli asini 2002. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie Lorenz, grazie sempre Sveva, sono quasi le 19.04 sulle magiche onde di Radio Libertà in questo venerdì 10 gennaio dell'anno del Signore 2025. Questo è sempre Chilometro Zoom, Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo stiamo aspettando insomma di trovare al telefono il buon Ale Musella, perché sapete che abbiamo sempre questo problema. Il telefono a volte quando lo chiamiamo diventa un po' capriccioso, è vero. Ma perché il pezzo ovviamente non è di Arbore, è una cover, e Renzo Arbore e l'orchestra italiana che eseguono, come si è detto, La classe degli asini 2002, è uscito nel 2002 nell'album Renzo Swing, perché molto semplicemente stasera si sarebbe dovuto parlare, dovremmo farcela appunto con il nostro Ale Musella, si dovrebbe parlare dell'ignoranza d'arte da parte di questi giovani artisti, i quali si sentono investiti di chissà quali verità
ritengono che tutto quello che è stato fatto, specie nell'arte moderna, prima del 1970, sarebbe inesistente, cioè proprio ignorare l'esistenza di tutta questa roba qua. E mi sembra un po' esagerato, se possiamo dirlo, oltre che un po' presuntuoso da parte di questi giovani artisti, appunto la classe degli asini. Noi abbiamo invece bisogno di una continuità, di una conoscenza della cultura, di una conoscenza di quello che c'è, non solo come arte moderna, ma aggiungerei anche come arte classica. Se no qui finiamo davvero come in quel film Le vacanze intelligenti. Chi di voi se lo ricorda, Le vacanze intelligenti, con l'immortale Alberto Sordi e sua moglie. A un certo punto partono, vanno a vedere tutte queste opere di arte concettuale, e poi la moglie si addormenta su una sedia e la gente comincia a fotografarla perché ritiene che si tratti di un'opera d'arte moderna. Straordinario, ladies and gentlemen, veramente straordinario. Allora, niente, stasera il telefono non ci favorisce con il buon Ale Musella, per cui facciamo una bella cosa, cari amici. Apriamo il telefono 0292947222. Da questo momento potete intervenire a commento di tutto quello che vi abbiamo raccontato questa sera nel corso di questa trasmissione. Io credo che l'intervista con Giorgio Lombardi sia stata, almeno io l'ho trovata interessante, non so voi, ma è esemplare questo fatto, insomma, si conferma, se posso dirlo, si conferma in fondo quello che diceva, quello che scrive la Merkel nella sua biografia a proposito di Trump, come una persona che nei fatti è rimasta l'immobiliarista di New York, cioè un uomo di business, un uomo che conosce tutte le tattiche, tutti i trucchi pur di ottenere un risultato che sia frutto di una mediazione, di una contrattazione. È evidente che non esiste proprio, non ci sarà la guerra per conquistare la Groenlandia, né tantomeno il Canada sarà annesso agli Stati Uniti d'America. Nel caso del Canada, se mi posso permettere, ha il premier uscente Justin il Bello, Justin Trudeau figlio, Trudeau padre. Mai e poi mai un presidente americano si sarebbe arrischiato a dirgli ti faremo diventare il 51esimo stato o la 51esima stella sulla nostra bandiera, perché appunto Trudeau padre era Pierre Trudeau, che è stata una grande figura nella storia del Canada. Pierre Trudeau era uno che aveva un'immagine molto ben definita di sé, e diciamo pure che aveva i cabasissi. Suo figlio è, sì, per carità, bravo ragazzo, tutto quello che volete, ma quanto spessore politico non è all'altezza del defunto genitore. D'altronde, quando hai un leader debole, quando hai un leader che ha creato forte inflazione, che ha creato problemi con l'immigrazione, perché uno dei grandi problemi è anche dovuto al fatto che la ricetta Trudeau, dopo gli anni del Covid, dopo la depressione economica dovuta al Covid, la risposta è stata: allora facciamo una bella cosa, facciamo arrivare più immigrati in modo tale che così vengono a lavorare, fanno girare l'economia e quindi ci aiutano a far ripartire la macchina e a rimettere tutto in moto. Il risultato è stato che non è assolutamente successo questo al Canada, e anzi non mancano le polemiche anche su questo, sotto questo profilo, per cui diciamo che il buon Justin non ha dato le risposte che la gente si sarebbe attesa. L'inflazione, appunto, che ha rialzato la testa, insomma, per una economia avanzata come è, ribadisco, come è il Canada, questo non è assolutamente accettabile. E Trump sfrutta questo momento, lo sfrutta per il semplice e banale motivo che vuole anch'egli scuotere un pochettino, no? Fa
Gli americani hanno questa espressione rock the boat, dice scuoti la barca, no? Causa fare un po' di confusione, appunto con dichiarazioni roboanti come questa qua, proprio per poter arrivare a portare a casa una soluzione. La soluzione qual è? La soluzione è necessariamente spingere il Canada verso posizioni conservatrici, perché naturalmente si dovrà tornare a votare se Dio vorrà, e spingere verso dei leader su posizioni più conservatrici, più inclini ovviamente a mediare con l'America, più affini alla figura di Donald Trump, al suo carattere, e naturalmente spingere verso un governo conservatore. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Del resto Justin il Bello è quello che appena arrivò in Italia e incontrò per la prima volta la Meloni, la sua più ardente curiosità e la sua più impellente domanda da porre alla neoeletta premier fu: ma non è che adesso i diritti degli LGBT saranno in difficoltà nel paese, saranno messi a repentaglio? Perché probabilmente qualcuno gli aveva detto che la Meloni, o più in generale quelli che votano il centrodestra, quelli che appoggiano il centrodestra, devono essere esseri strani con le antennine sulla testa, sono verdi, hanno le branchie e vengono da Marte. La Meloni, insomma, trovò modo e maniera di spiegargli che non era proprio il caso di porre domande del Menga a una nazione civile e democratica come questa qua. Orbene, e men che meno alla più alta rappresentante delle sue istituzioni dopo il Presidente della Repubblica. Allora, detto questo, Panama, Groenlandia, appunto, il concetto è quello: rock the boat, fare casino e poi dire vabbè, ma la soluzione c'è, possiamo fare un accordo economico, l'obiettivo era giungere ad accordi di cooperazione, accordi economici, fare business. A Trump non interessa fare guerre, a Trump interessa fare business, assai business. E aggiungerei, quando c'è il business, state tranquilli che le guerre sono molto lontane. Guerre, invasioni e tutto il resto sono molto, molto, molto lontane, e di questo possiamo stare abbondantemente tranquilli. Va bene, sono le 19, 12 minuti e 55 secondi. Vi ricordo sempre il nostro numero di telefono 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp 340 670 9659, e potete tranquillamente intervenire e dire la vostra a quest'ora della sera. È stata una settimana un po' impegnativa, vi dico la verità, però direi che ce la siamo cavata egregiamente. Insomma, abbiamo affrontato temi importanti, vi abbiamo portato nel mondo della sanità. Lunedì chiuderemo il nostro giro nel mondo della sanità parlando di medici di base con Simona Loizzo, che oltre a far parte appunto della Commissione Affari Sociali della Camera in quota Lega, è una dottoressa lei stessa, per cui chi meglio di lei può intervenire su questo tema e dire la sua, e naturalmente avremo modo di ascoltare quello che sta succedendo e di capire insomma un po' come vanno le cose e come possono andare. Allora, la storia della scuola elementare di Berlino è un falso allarme, batte ora l'ANSA, ladies and gentlemen. Lo dice la polizia tedesca, e vediamo che è successo. La polizia, falso allarme alla scuola elementare di Berlino. Un guasto tecnico del sistema d'allarme. Si è rivelato un falso allarme, quello lanciato alla scuola elementare di Berlino, dove la polizia è intervenuta con ampie forze per il sospetto di un serial killer sul posto nel quartiere di Schmagendorf. Lo conferma all'ANSA la polizia berlinese, secondo la quale si è trattato probabilmente di un guasto tecnico del sistema d'allarme, il cui utilizzo è previsto proprio in casi del genere. La polizia è tuttora sul posto per accompagnare la scolaresca fuori dall'edificio. Insomma, un sensore che non ha funzionato a dovere, e naturalmente, non avendo funzionato a dovere, ha fatto preoccupare
non poco. Vabbè, meglio così, almeno quando la polizia si muove, comunque quando ci sono le divise in giro delle forze dell'ordine è sempre un buon segnale, è sempre un segnale che le cose vengono controllate. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, ciao, sono Maestro Veneto. Ciao Max, dimmi tutto. Niente, io non sono d'accordo sul discorso del terzo mandato, perché il terzo mandato ci deve essere. Io chiamo dal Veneto. Noi non dobbiamo togliere le castagne dal fuoco alla signora Schlein. Assolutamente. Gli stiamo facendo un favore, gli stiamo facendo. Perché De Luca non può correre? Corra, se ne frega se corre. Cosa dobbiamo impugnare cosa noi? Zaia deve essere candidato, punto. Non c'è nient'altro da discutere. Terzo mandato è libertà. La libertà non ha prezzo, cioè la libertà di votare uno gli pare anche per 50 anni di fila, la libertà assoluta di votare. Ma è difficile arrivare fino qua, capire? No, è il concetto base della democrazia che è libertà di scelta, infatti hai ragione. Un'ultima cosa, i presidenti della Repubblica hanno sempre avuto un mandato, diciamo, poi il secondo era facoltativo. Diciamo che fino a Napolitano tutti hanno fatto un mandato, poi hanno fatto un mandato e un pezzo, adesso farà 14 anni. Allora, se un Presidente della Repubblica fa 14 anni, un governatore non ne può fare 15? Cioè, non riesco a capire qual è... Non vedo errori in questo tuo ragionamento. Su questo argomento Forza Italia è una cosa di principio. Cioè, che principio è? La libertà di votare un governatore è la libertà. La libertà è libertà. Scelgono gli elettori chi deve essere il governatore. Basta, non c'è niente da spiegare d'altro. Quindi Zaia deve essere candidato, punto. Finito qua il discorso. Guarda, raramente io ho sentito una definizione o una difesa più appassionata del concetto di libertà. Te ne ringrazio. Ti ringrazio per questa telefonata. Ed è così, e tu hai ragione. E anche perché, tra l'altro, io preferisco che il popolo direttamente vada dentro la cabina elettorale e decida chi votare, e decida chi amministrerà la regione, si chiami De Luca, si chiami Zaia, si chiami Pinco Pallino, come volete si chiama, non è un problema. Però siete voi che avete questo potere, voi che alzate il sedere dalla sedia e andate a votare, non quelli che stanno a casa e dicono che non votano per protesta. Siete voi che avete questo potere. E la democrazia vive e si difende proprio in virtù di questo potere. Per cui a me va benissimo che De Luca, Zaia, chi volete voi, si presenti per la terza volta, per un terzo mandato e così via. Nel caso della Presidenza della Repubblica, che è un'elezione di secondo grado, che è una carica molto lunga e fu concepita come una figura di arbitrato, di garanzia della Repubblica, ma era una figura che comunque doveva avere a che fare con una classe politica molto forte per quei tempi, per i personaggi che c'erano quando venne scritta questa Costituzione. Cioè, parliamoci chiaro, uno come Luigi Einaudi, che è stato un grande presidente della Repubblica, si doveva comunque confrontare con uno che si chiamava Alcide De Gasperi, cioè, non so se mi sto spiegando, con un signore che ha preso un paese in macerie, lo ha portato al referendum per la Repubblica, ha guidato una transizione senza scossoni verso l'avvio della Repubblica, passando dalla monarchia alla nuova forma di Stato, e che per giunta si è dovuto occupare di collocare questo paese in una determinata area internazionale e garantire una base stabile per per il futuro di tutti noi. Ecco, un conto è quando tu ti confronti con dei leader così, anche leader come Palmiro Togliatti,
che era un uomo completamente di Mosca, che ragionava in termini moscoviti, se vogliamo. E però il concetto qual era? Ti fai 7 anni, fai l'arbitro sul Colle, ma diciamo come clausola tacita la lunghezza della carica sconsiglia una rielezione. In origine sapete che alla Costituente si era discusso proprio di mettere per iscritto che la Presidenza della Repubblica era carica da tenersi una volta sola nella vita. Segni e Leone hanno chiesto che questa frase venisse aggiunta e integrata nella Costituzione quando si parla del mandato del Presidente della Repubblica. Non sono stati ascoltati. E poi però è successo qualcosa. È successo che, finita la Prima Repubblica, cambiata la classe dirigente di questo paese, i presidenti della Repubblica hanno sentito e hanno trovato molto più spazio per agire e intervenire. E c'è poco da fare, questo è abbastanza evidente, che i presidenti della Repubblica oggi siano delle figure radicalmente diverse rispetto ai loro predecessori, almeno fino a Leone, perché da Pertini in poi scoprimmo che il Presidente della Repubblica poteva parlare, concionare, incazzarsi in diretta televisiva, eccetera, o fare il tifo per la nazionale. Ecco, i presidenti della Repubblica oggi sono ben diversi da quell'idea che era stata l'idea del Presidente della Repubblica secondo i costituenti, o comunque dei primi 6 presidenti della Repubblica su 12. E allora a maggior ragione io voglio avere sia la libertà di rieleggere chi cavolo mi pare al posto di governatore, come voglio avere la libertà a questo punto di eleggere il Presidente della Repubblica. Perché se tu vuoi stare 14 anni al Quirinale, perdona, ma vengo io a votare. E però se devi stare a 14 anni al Quirinale e io ti voto, devi anche avere dei poteri definiti. Per questo io dico ci vuole probabilmente un'evoluzione verso un semipresidenzialismo alla francese. E probabilmente in un'evoluzione simile forse si dovrebbe fare come fecero i francesi appunto con Chirac, che gli abbreviarono il secondo mandato da 7 a 5 anni e da allora il Presidente della Repubblica in Francia sta eletto 5 anni anziché 7. Parliamone, ma qui stiamo parlando di libertà democratiche, per cui io voglio ringraziare Max che ha fatto questa telefonata, perché la libertà è la libertà e non è una tautologia, non stiamo facendo diritto costituzionale da bar qui, non stiamo facendo filosofia spicciola da bar. Ha ragione lui, la libertà è la libertà. E se la democrazia è libertà di scelta, perdonate, voglio scegliere io. Molto semplicemente. O no? Voi che ne dite? 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 029294-7222. Comunque bello, veramente una difesa appassionata della libertà. Mi è piaciuta proprio questa telefonata, vi dico la verità. Allora, andiamo a vedere. I Ross dicono che non c'è nessuna indagine sulla vicenda di Cecilia Sala, sempre l'ANSA. Le violenze di Capodanno, la ragazza belga, ero atterrita. Le violenze di Capodanno, gli abusi a Milano, si indaga su almeno 5 casi. Andiamo a vedere che cosa scrive l'ANSA su questo. Un momento che i miei potenti mezzi dovrebbero riuscire, eccolo qua. Allora, sentite un po' qua cosa scrive l'ANSA. Ero atterrita, sono stata trascinata da una parte all'altra da un fiume di uomini, 30 o 40 in tutto, non riuscivo a uscire. Così in sostanza la ventenne studentessa belga stamani ha descritto gli abusi subiti nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. È stata sentita a Liegi dagli investigatori della squadra mobile. Oggi anche una donna italiana è stata ascoltata, avrebbe subito la stessa forma di molestia collettiva e ha denunciato. Anche il suo caso entra tra le presunte violenze sessuali di gruppo su cui indaga la procura. La prossima settimana altre vittime saranno sentite a verbale, quindi avremo modo di seguire anche questa vicenda che francamente, se dovessero esserci tutte le conferme del caso, sarebbe quantomeno
obbrobriosa e disgustosa. È inutile che stiamo a fare i discorsi ecologisti e ambientalisti, forse ci dovremmo preoccupare un pochettino di sicurezza nella capitale morale del paese. E infatti sempre l'ANSA scrive: un'italiana pronta a denunciare, la procura è una ragazza belga, come vi ho già letto, conferma gli abusi. La procura di Milano sta indagando su almeno 5 casi di presunti abusi sessuali nelle forme delle molestie collettive della Taharrush Gamea nella notte di Capodanno in Piazza Duomo. Stamani appunto è stata sentita questa ragazza belga, sentita anche da investigatori della squadra mobile in quel di Liegi, e la ragazza era assieme a 5 amici che ha denunciato e confermato i racconti resi ai media. Inoltre anche una donna italiana si è detta pronta a denunciare, mentre si indaga pure su un altro caso che riguarderebbe un'italiana che era col compagno. Un altro episodio riguarderebbe una sudamericana da identificare e infine si indaga sul caso di una coppia di inglesi. Da quanto si è saputo stamani a Liegi, la studentessa ventenne belga, appunto, che era in Piazza Duomo con 5 amici, 3 ragazze e 2 ragazzi, ha raccontato in modo molto preciso l'incubo di quella notte, quando poco dopo mezzanotte, vicino alla galleria, sarebbe stata circondata da più di una trentina di ragazzi, aggredita con modalità che ricordano i fatti al Capodanno 2022. Anche dai video analizzati al momento dagli investigatori della squadra mobile nelle indagini coordinate dalla giunta Letizia Mannella e dalla PM Alessia Menegazzo, si vedrebbe un movimento caratteristico, ondulatorio, quello del muro umano, mentre mette in atto la molestia collettiva, anche come forma di disprezzo verso le donne. Nel frattempo, oggi, una donna italiana residente in Lombardia appunto ha contattato gli inquirenti e si è detta disponibile a denunciare ed essere ascoltata. Un altro presunto caso riguarda una coppia di emiliani. La donna sarebbe stata aggredita, sarà sentita assieme al compagno. E poi appunto c'è questa sudamericana da identificare, la coppia di inglesi. I PM faranno verifiche anche sull'episodio che riguarderebbe una coppia di inglesi, riportato dal quotidiano online belga, che per prima aveva raccolto il racconto della connazionale. Intanto gli inquirenti hanno fatto sapere che chiunque abbia subito molestie quella notte o ritiene di aver visto qualcosa in questo senso può rivolgersi alle forze dell'ordine o alla procura. Volentieri noi diamo spazio e voce all'appello appunto degli inquirenti. Ve lo ripetiamo: chiunque abbia subito molestie nella notte appunto di Capodanno in Piazza Duomo a Milano o ritiene di aver visto qualcosa in questo senso può rivolgersi alle forze dell'ordine o alla Procura della Repubblica. Bene, si fa per dire bene. Bene il lavoro dei magistrati e degli inquirenti, male quello che è successo, ci mancherebbe. Allora, che ora si è fatta? Alle 19, 28 minuti e 21 secondi. Per il momento vediamo un po'. Intanto a Firenze 3 arresti per l'omicidio del 17enne che è stato ucciso in città. Il ragazzo sarebbe stato colpito da 5 coltellate, 2 al cuore. Il bambino che è morto invece a Marsa Alam all'improvviso è morto, poverino, per un tumore al cervello. E poi arriva il freddo già da domani. Arriva il freddo già da domani, scrive ancora l'ANSA. Da lunedì gelo invernale, in 3 giorni cambierà tutto a causa dell'anticiclone delle Azzorre. L'anticiclone delle Azzorre si allunga fino in Norvegia, spinge il velo verso l'Italia, da sabato temperature più rigide e in 3 giorni si attende il crollo termico. Sono le previsioni meteo di Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it. Vediamo un po' il dettaglio. Venerdì 10 al nord sole e nubi, al centro occasionali piovaschi e schiarite, al sud nubi irregolari e rare piogge. Sabato 11 al nord soleggiato ma via via più freddo, al centro piogge e rovesci sparsi, al sud peggiora fortemente in serata e poi in nottata con neve fino in collina. Domenica 12 al nord soleggiato ma freddo, centro instabile su Basso Lazio, Abruzzo e Molise, neve in collina, sud maltempo con forti piogge e neve diffuse in collina.
Tendenza ciclone sul Mediterraneo con forte maltempo al sud fino a martedì, con vento e piogge abbondanti e nevicate in collina. Sono le 19:30, un momento di pausa e poi ci ascoltiamo un immenso pezzo di Lucio Dalla. Telefonami tra 20 anni, no, voi telefonate subito allo 0292947222. Telefonami tra 20 anni, 1981, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Te la linea. Grazie Lawrence, rieccoci sulle magiche onde di Radio Libertà, sempre chilometro zoom. Antonino Danna con voi, le 19:35 minuti e 25 secondi, 0292947222, se volete dire la vostra, se volete intervenire. E allora mi dicono però che c'è già una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige, madame et monsieur, comment ça va bien? Très bien, Messier. Eccomi, dunque, Radio Libertà, la Talk Radio, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, magistralmente condotto da te, Antonino Danna. Devo dire che io sono omosessuale dichiarato, ci metto sempre la faccia ai Gay Pride, nei salotti televisivi dove vengo invitato nei talk show, ho anche fatto una causa contro l'omofobia in una celeberrima puntata passata alla storia del storico programma Mediaset Forum condotto da Barbara Palombelli su Canale 5, e dunque mi è a cuore e sono particolarmente sensibile alla tematica da affrontare anche in questo programma di infotainment premiato tra l'altro con microfono d'oro meritoriamente l'anno scorso proprio in quelli di Milano. Dunque io qui a Roma devo lamentare un qualche cosa, lo faccio nel mio editoriale, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà. I diritti, omofobia, cittadini in piazza, malatesta, dopo il caso della coppia di ragazzi, mano nella mano, malmenata al Pigneto. Sui manifesti noi lo guidiamo con il cuore diritti subito. Si tratta dei diritti di persone LGBTQ+, lesbo, gay, sex, trans, queer ed altro. A inchiodare i responsabili video delle telecamere della zona, i contatti social, il cerchio delle indagini sul pestaggio omofobo la notte di Capodanno al Prenestina si sta chiudendo, individuati i primi 4 giovani coinvolti nell'aggressione che già potrebbero finire nel registro degli indagati fin da subito con l'accusa di lesioni gravi con l'aggravante della discriminazione omofoba. Sono tutti maggiorenni e residenti in zona. I carabinieri del Casilino, attraverso le testimonianze e le immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali dove si è consumato il raid, hanno ricavato i fotogrammi. Quindi il confronto con chat e profili social dei sospettati che sono stati mostrati alle vittime. Da qui la prima informativa inoltrata alla procura sabato sera. Rea questa coppia gay di tenersi teneramente stretti mano nella mano durante la notte di Capodanno in zona Pigneto nella capitale. Così l'inchiesta su quanto avvenuto al primo giro di boa. Sono state le vittime a iniziare le ricerche, intanto indicando l'appartamento al suo piano dove il branco stava festeggiando il Capodanno. I ragazzi hanno notato una coppia di fidanzati che rincasava mano nella mano affacciandosi al balcone dell'appartamento. Prima li hanno insultati frodi, merda, poi li hanno raggiunti in strada dove si è consumata l'aggressione tra spinte, pugni e sputi. Gli investigatori sono ora in attesa delle analisi richieste sui 2 cellulari che hanno sequestrato, il primo quello della padrona di casa dove si è svolta la festa a cui non ha partecipato altro che il branco, il secondo appartiene invece a una delle vittime. Il giovane aggredito aveva infatti registrato un video del pestaggio che era stato però costretto a cancellare dai suoi assalitori. I militari stanno ora cercando di recuperare il materiale eliminato dal telefono, intanto il quartiere sotto shock per quanto avvenuto ha manifestato a Piazza Malatesta. Ecco, io ti chiedo, Antonino, è evidente che la condanna deve essere unanime, è dalla sinistra così tanto decantata dei friendly arcobaleno e dalla destra anche quella un po' più omofoba. Ci sono i diritti che sono quelli delle persone omosessuali che non possono essere calpestati e dunque ci vuole che l'impegno di tutti continui su questa strada delle battaglie che io combatto da tempi non sospetti a favore della causa, dunque credo
e vado a concludere, l'Italia purtroppo continua a perdere terreno nella classifica europea sui diritti e le tutele per le persone LGBTQ+, addirittura agli ultimi posti. E io vorrei concludere dicendo che la violenza omofobica continua a colpire, manifestando tutta la ferocia di attacchi insensati che approfittano dei momenti di maggiore vulnerabilità per punire chi si rivela attraverso gesti di amore e autenticità. E dunque io vorrei una tua opinione, Antonio. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ciao Michele, il concetto è molto semplice, ma non mi pare che i diritti delle persone LGBT in Italia non vengano tutelate. Resta un punto, e te lo dico con Fra Cristoforo: non dovrebbero esserci sfidanti e portatori di sfide, non dovrebbero esserci pestanti e pestati, indipendentemente dal loro sesso o dalle loro preferenze. Chi picchia la gente, sia essa gay o etero, quello che vuoi, è solo uno stronzo. Tutto qua. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là? Buonasera Antonino. Ciao dal Antonello, Veneto. dimmi. Mi permetti qualche secondo per fare qualche riflessione con te, no? Prego. Sulla faccenda della libertà nel votare un candidato come presidente o governatore di regione, a differenza di quello che succede con il Presidente della Repubblica. Possiamo metterla anche in un'altra maniera? Cioè, è corretto il divieto a candidarsi per la terza, la quarta, la quinta, la sesta volta? Ecco, possiamo rovesciare la domanda. Però vedi, come al solito qui si fanno le leggi, le si vogliono cambiare, ma poi non le si fanno completamente. Perché? Perché se è vero che è corretto votare e rivotare un candidato che si è già votato 1, 2, 3, 10, 1000 volte precedentemente, è anche vero che quando quel candidato decade per la fine dei termini, deve completamente decadere anche tutta l'amministrazione, e non mi riferisco solo al Consiglio regionale, ma anche ai vertici dei vari settori che lui ha nominato, per non fare... Cioè tu vuoi lo spoil system, che è anche un ottimo strumento di tutela democratica. Mi sembra una buona opinione la tua, vai avanti. Hai capito il punto? Perché se no qua ci mettiamo nelle seggiole chi vogliamo e poi non importa se io non vengo votato, e questo non va bene. Sì, sono questo è il primo punto. Un secondo punto sulla questione della proposta della legge antifurto, adesso caldeggiata dal ministro Salvini. Ma anche qui, vedi, si fanno delle proposte che non sono complete. Ovvero, se un ladro ruba e viene colto in flagrante di reato, bene, questo ladro, oltre a scontare la pena, dovrà pure pagarsi i giorni, i mesi o gli anni che noi cittadini paghiamo perché quello stia nell'istituto, oppure paghi di tasca sua, ecco, e faccia dei lavori civili. Gli garantiamo un pasto, come un pasto che viene dato a una persona che viene ricoverata in un ospedale, gli diamo, guarda, un buono pasto di 6 euro al giorno, però lui lavora 8 ore per 3, 4, 5 anni a seconda della gravità del furto, e lavora 8 ore a spese sue, non a spese nostre. Allora si fa la legge in maniera completa, altrimenti non ha senso. E se quello non paga e dopo finisce la pena, bene, tu rimarrai con una cartella esattoriale pari all'importo del costo che mi sei costato, a me è stato, per mantenerti 3, 4, 5 anni in galera. E se non paghi ti pignorerò tutto quello che farai nel resto della tua vita. Questo è il modo di legiferare in maniera completa. Grazie Antonino. E tu mi pignori tutto quello che farò nel resto della mia vita, e così io la mia unica soluzione, se non trovo lavoro, qual è? Andare a rubare un'altra volta. Cioè, attenzione, io credo che ti seguo pienamente su quello che dici sul sistema dello spoil system, perché se no poi creiamo delle realtà in cui
di potere che sono afferenti a un va a votare lo, se no poi non riceve quell'assistenza, non riceve quel sussidio, non riceve e quindi tu dici facciamo lo spoil, decadi, benissimo, al prossimo nella nuova amministrazione bisogna provvedere alla nomina delle nuove amministrazioni e così via. Un po' meno sulla carriera, perché voglio dire, gli danno il buono da 6 euro, il lavoro redime, ma già ora si produce, fanno per esempio i panettoni nel periodo di Natale e così via. Comunque mi dicono dalla regia che mi sto bloccando al computer, che possiamo chiudere la nostra trasmissione. Voglio ringraziare tutti voi e ci salutiamo con Claudio Baglioni, Dagli il via del 1991. Domani dal Fista, se avrete voglia, alle 9:35. Vediamo questa 2 giorni dell'Alfetta 1600 e se no lunedì alle 18:05 ancora una volta con Zoom in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Chilometro Zero.